Buona domenica da Sicilia 24, i titoli. A Lampedusa von der Leyen e Meloni, la Premier, qui è in gioco il futuro dell'Europa, fermare le partenze illegali. La Presidente della Commissione lotta dura ai trafficanti, decidiamo noi chi entra in Europa. Nel piano europeo rimpatri, missioni navali e corridoi umanitari. La tensione a Lampedusa resta alta, gli isolani in rivolta contro gli sbarchi ostacolano il convoglio con von der Leyen e Meloni. In 650 i rifugiati diretti a Catania in nave. Tra Palermo e Messina saltano decine di corse dei bus requisiti per i profughi. Detenuti collegati a TikTok dal loro smartphone in carcere ad Augusta feriscono gli agenti intervenuti e danno fuoco alla cella. Anno d'oro il 2023 per il turismo in Sicilia, nonostante Fontanarossa in panne e gli incendi estivi. Quasi 5 milioni di arrivi nei primi 8 mesi. A Catania Piazza Mazzini diventa isola pedonale permanente, cambio di viabilità nella zona, soddisfatto il sindaco Trantino che sprona i catanesi a combattere l'inciviltà. Sport City Day in 140 città. La manifestazione, nata a Catania, promuove l'attività fisica all'aperto e invita a vivere al meglio gli spazi urbani. Calcio, il Catania alla ricerca della prima vittoria, ospita il Picerno al Massimino dove è tutto esaurito. Un'altra vittoria per il Palermo, secondo in classifica. Mancuso segna al 92esimo e regala 3 punti a Rosanero contro l'Ascoli. Bentrovati. La Premier Giorgia Meloni e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Lampedusa per l'emergenza migranti. Collaborazione e intesa su tutto, dallo stop alle partenze illegali fino alle missioni navali e soprattutto lotta dura ai trafficanti. Luca Ciliberti. Una visita attesa da anni perché l'immigrazione, sottolinea la Presidente della Commissione europea, è una sfida europea. La Premier Giorgia Meloni con la Presidente Ursula von der Leyen e la Commissaria europea agli affari interni Ylva Johansson nell'hotspot di Lampedusa per incontrare i migranti, per toccare con mano il clima che si respira da giorni nell'isola, che da anni ormai è in prima linea sul fronte dell'accoglienza, non solo hotspot ma anche il Molo Favarolo. Io non considero questo tanto un gesto di solidarietà dell'Europa verso l'Italia, lo considero piuttosto un gesto di responsabilità dell'Europa verso se stessa, perché questi sono i confini dell'Italia ma sono anche i confini d'Europa. Meloni sottolinea che contro il flusso indiscriminato di migranti servono soluzioni durature, complesse e serie. L'unica soluzione che, dice la Premier, si può adottare è quello del blocco delle partenze illegali, quello che ci chiedono i cittadini europei, gli immigrati regolari e gli stessi rifugiati. In sostanza, spiega la Meloni, serve uno stop alle partenze e un'efficace azione navale, più che una redistribuzione. Credo anche, ne parleremo questa settimana, che anche un maggiore coinvolgimento delle Nazioni Unite sia a questo punto assolutamente necessario. Domani nel Consiglio dei Ministri saranno approvate le misure per velocizzare i rimpatri e per consentire al Ministro della Difesa di iniziare a lavorare sulle nuove strutture di accoglienza. Irregular migration is a European challenge and it needs a European answer. So we are in this together. La Presidente della Commissione europea ha presentato un piano di intervento in 10 punti partendo da un assunto di massima. Siamo noi che decidiamo chi entra in Europa, non i trafficanti di esseri umani. L'Europa, dice ancora la von der Leyen, offrirà il sostegno di Frontex per consentire ai migranti che non hanno titolo di entrare in Europa di poter rientrare nei loro paesi. Migliorerà la sorveglianza navale e aerea, lavorando anche su nuove missioni e aiutare la Guardia Costiera tunisina. Per lottare contro gli scafisti occorre offrire ai migranti corridoi umanitari legali. Sul piano politico, poi, la Presidente della Commissione europea sottolinea che è in corso un dialogo con tutti i leader europei per affrontare questa sfida tutti insieme e non solo a livello europeo ma anche a livello internazionale. Ma a Lampedusa, presa d'assalto dai migranti e dove l'hotspot continua ad essere sovraffollato, la tensione resta alta. Gli isolani in rivolta contro gli sbarchi ostacolano il convoglio con von der Leyen e Meloni. La Premier assicura: stiamo facendo il possibile. Intanto in 650 sono i rifugiati diretti a Catania in nave. La tensione è alta anche con le forze dell'ordine. Manlio Viola. C'è grande tensione sull'isola di Lampedusa, la tradizionale accoglienza dei lampedusani è messa a dura prova da quella che appare come una vera e propria invasione. Oltre 11.000 migranti arrivati negli ultimi giorni, quasi 7.000 nel giorno nero della scorsa settimana. Momenti di tensione nell'hotspot che può ospitare poco più di 900 ospiti ma non riesce a scendere mai sotto i 2.000 nonostante i continui trasferimenti, e migranti che sfuggono ai controlli e sono in giro per l'isola sin da quando arrivano a cercare acqua e cibo.
In tanti sono stati sfamati da semplici cittadini, ma da 2 giorni gli isolani inscenano proteste continue. Non si può andare avanti, impossibile gestire qualsiasi attività commerciale e turistica. Momenti di tensione anche tra i manifestanti e il questore Emanuele Recifari, ad agitare gli animi l'ipotesi di una tendopoli. I manifestanti hanno portato al questore bustine di camomilla. Anche oggi sbarchi senza soluzione di continuità e trasferimenti, oltre 600 arrivano a Forcile, ma anche il catanese scoppia, così come il ragusano, dove si stanno usando le palestre scolastiche per l'accoglienza. Tutti i centri dell'isola sono pieni e per portare i migranti nel resto del paese si usano gli autobus dell'AST, ma l'azienda regionale è costretta a sopprimere le corse ordinarie. Oltre 130 quelle che sono saltate e continueranno a saltare almeno fino a martedì. Nel caos degli sbarchi 2 neonati sono annegati. Nei trasporti verso il nord 2 autisti siciliani hanno perso la vita in un incidente stradale proprio mentre portavano migranti. Ed è in questo clima che a Lampedusa, dove gli abitanti chiedono rispetto e confronto, sono arrivate la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente della Regione Renato Schifani. Al Molo Favaloro un gruppo di manifestanti ha sbarrato la strada al convoglio. Stiamo facendo il possibile, ha detto la Meloni ai lampedusani. Io ci metto la faccia come sempre. Sono scesi dalle auto anche von der Leyen e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Dopo qualche momento di tensione e il colloquio, i cittadini hanno ringraziato le autorità e sgombrato la strada. Una diretta social su TikTok dal carcere di Augusta. Scattati i controlli della polizia penitenziaria, i detenuti hanno fatto scoppiare la rivolta. Il SIP denuncia l'aggressione a 4 agenti e chiede interventi urgenti. Francesco Aloi. Una diretta su TikTok dal carcere è quanto accaduto nella casa di reclusione di Augusta, dove 2 detenuti avrebbero deciso di comunicare con l'esterno attraverso i social. Arrivata la notizia al corpo di guardia, sono subito partiti i controlli con le perquisizioni. Gli agenti della polizia penitenziaria hanno passato al setaccio ogni angolo delle celle a caccia dei cellulari. Ne sono stati trovati almeno 2, ma i detenuti non hanno digerito i controlli, facendo scoppiare una rivolta ed un principio di incendio subito bloccati. Momenti di panico, quindi, quelli vissuti a Brucoli. Secondo la denuncia del SIPE, 4 agenti sarebbero rimasti feriti. Più volte il sindacato ha lanciato l'allarme, mettendo in evidenza i problemi che si vivono nel carcere di Augusta: aggressioni al personale di polizia penitenziaria, ingresso di cellulari, suicidi, fatti che per il SIPE dovrebbero fare scattare seri provvedimenti. E poi c'è il problema principe che accomuna un po' tutti gli istituti penitenziari: la carenza di personale. Atti di violenza anche nel carcere di Piazza Lanza a Catania. Un detenuto di origini nigeriane con problemi psichici si è scagliato senza alcun motivo contro il sovrintendente addetto alla sorveglianza, colpendolo con una testata e pugni all'addome. Ennesima denuncia del sindacato SIP. Il 2023 anno d'oro per il turismo siciliano. Nei primi 8 mesi si contano quasi 5 milioni di arrivi e l'isola viene scelta anche dai big spender, i turisti più facoltosi. Emanuela Corsi. Numeri da record per il turismo in Sicilia, che si conferma tra le mete preferite del 2023. Dai dati relativi ai primi 8 mesi dell'anno emerge che gli arrivi sull'isola sono quasi 5 milioni, il 57% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tra le città siciliane con il maggior afflusso turistico, Siracusa, che ha visto aumentare di quasi il 100% i suoi visitatori. Bene anche Agrigento e Palermo, con più 65,5% e più 63,5%. Male invece Caltanissetta e Trapani, che hanno incrementi minori rispetto a tutte le altre città siciliane. Sempre considerando il periodo di riferimento dei primi 8 mesi di quest'anno, gli arrivi degli stranieri, in maggioranza francesi, tedeschi, americani e inglesi, superano i 2 milioni. Quasi 3 milioni invece gli italiani. Le provenienze più consistenti sono proprio quelle interne, cioè turisti dalla stessa Sicilia, a seguire dalla Lombardia e dal Lazio. Per Confcommercio i segnali sono positivi, ma si può fare molto di più, investendo soprattutto sulla qualità e risolvendo alcuni nodi di carattere infrastrutturale che purtroppo, come abbiamo visto anche durante l'estate, incidono pesantemente sul turismo. Secondo le stime del CNR, Centro Nazionale delle Ricerche, il settore però crescerà tra il 6 e l'8% da qui al 2025, per un valore di circa 360 miliardi di euro. Una curiosità inoltre è che la Sicilia è tra le scelte preferite dei big spender, cioè i clienti internazionali con grandi disponibilità economiche, e per gli addetti ai lavori il motivo è semplice: l'isola
l'isola è un vero e proprio continente pieno di arte, storia, bellezza ed enogastronomia. Ci fermiamo per una pausa, a tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, Catania verso una dimensione più europea. Piazza Mazzini, cuore del barocco, diventa isola pedonale permanente. Soddisfatto il sindaco trentino che adesso sprona i catanesi a collaborare per combattere l'inciviltà. Tonino De Mano. L'area pedonale permanente di Piazza Mazzini è ormai realtà. Un altro pezzo storico di Catania è stato liberato da auto e moto, anche se per una mobilità sostenibile c'è ancora tanta strada da fare. Lo ha confermato il sindaco Enrico Trentino che, accompagnato dal suo vice Paolo La Greca, si è voluto godere lo spettacolo di una piazza assolata, piena di turisti e soprattutto senza auto e moto. Finalmente libera per poter passeggiare ed ammirare il barocco senza correre il rischio di essere travolti dai mezzi in transito. Una bella emozione. Poter restituire la vista della casa della nostra Sant'Agata, la nostra cattedrale, libera di auto, fa capire che è la direzione giusta, perché è la direzione che vuole la città, che vuole la cittadinanza, che ha bisogno di programmare il proprio futuro in una dimensione più europea. Parcheggi a volte indiscriminati, pochi controlli da parte della polizia municipale, spazzatura un po' da ovunque, anche in centro, l'abbiamo visto stamattina. Catania è una città veramente sostenibile. Catania è una città sostenibile che deve anche però trovare maggior collaborazione da parte dei cittadini. Io sono stanco di vedere valorizzato tutto quel che è negativo, di vedere la gente felice, i catanesi felici di poter dire questo non va, qua c'è la discarica, fotografarlo e godere, che diventa poi solamente l'alibi per autoassolversi. Gli fa eco l'assessore alla mobilità nonché vice sindaco Paolo La Greca. Essere qui in quella che era la piazza San Filippo, una delle piazze che i visitatori dell'Ottocento maggiormente rappresentavano e che finalmente diventa un'area pedonale, costituendo insieme a Piazza Duomo e a Piazza Università questa grande L nel cuore del patrimonio UNESCO della città di Catania. È un dato importante. Non mancano però i rischi per colpa di chi sfreccia nell'isola pedonale anche con i monopattini. Il problema naturalmente sta nel modo in cui noi catanesi, lo ricordava il sindaco, dobbiamo abituarci a vivere in maniera diversa la nostra città. Ne va di una città straordinaria di cui siamo straordinariamente orgogliosi. L'area pedonale Mazzini avrà un periodo di pre-esercizio di un mese per consentire il rilascio dei passi elettronici agli aventi diritto e l'attivazione del controllo telematico del varco d'accesso posizionato su via San Martino. L'istituzione dell'isola pedonale ha comportato anche la modifica della viabilità circostante con sostanziali novità anche per taxi e mezzi pubblici. Domenica di sport in 140 città italiane. Al via oggi la terza edizione di Sport City Day, manifestazione nata a Catania per promuovere l'attività fisica all'aperto e rendere più fruibili gli spazi aperti della città. Emanuela Corsi. Domenica di sport in 140 città italiane. Al via oggi la terza edizione di Sport City Day, un progetto nato a Catania, protagonista quest'anno assieme ad altre 21 città siciliane. La manifestazione ha l'obiettivo di sensibilizzare gli enti territoriali a rendere più fruibili gli spazi aperti, i parchi urbani e le aree attrezzate accessibili alla cittadinanza per poter esercitare l'attività motoria, toccasana per la salute fisica e mentale, ma anche incidere in modo significativo sul risparmio della spesa sanitaria nazionale. Tutte le attività di sport sono importanti perché quando riusciamo a coinvolgere il cittadino, l'utente, la città, per noi è aver svolto il nostro compito istituzionale. Ad aprire la tappa catanese la Corsa del Ricordo, volta a mantenere l'attenzione sul massacro delle foibe che ricorre ogni anno il 10 febbraio. Si tratta di una gara podistica aperta anche agli amatori e alle famiglie. Più di 60 partecipanti si sono dati appuntamento questa mattina a Piazza dell'Università per percorrere un circuito cittadino di 1,5 chilometri che si snoda tra la via Etnea, Piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, Piazza Cutelli, via Ventimiglia, via Teatro Massimo, via Rapisardi, via di San Giuliano e ritorno. È un evento di sport, di storia, di memoria. Siamo assolutamente felici di ospitare qua a Catania. Al Parco Agos di Vulcania invece attività di rugby, green volley, basket, i percorsi motori di atletica per i più piccoli e una passeggiata ecologica nella zona del parco a cura dei volontari dell'associazione Plastic Free. Al villaggio Le Capannine della Playa, una palestra naturale sul mare, si potrà fare surf, sup o giocare a tamburelli, beach volley e beach tennis nell'arco della giornata e approfittare anche per un bel tuffo. L'intensa giornata dello Sport City Day si concluderà a Villa Fazio con una festa tra musica e sport.
Una breve pausa e poi parleremo di calcio, del Catania, oggi in campo al Massimino, e del Palermo. A fra poco. Eccoci al calcio. Catania all'assalto del Picerno per conquistare la prima vittoria stagionale. Massimino, sold out, per i rossazzurri si apre stasera un tour de force tra campionato e Coppa Italia. Scelte quasi obbligate per Tabbiani, ancora privo di Lorenzini e Rapisarda. Tonino De Mana. Il Catania va a caccia del primo squillo di tromba. Al Massimino, verso il sold out con 14.000 abbonati ed oltre 2.000 tagliandi venduti, arriva il Picerno, squadra insidiosa e solida capace di vincere sul campo della Virtus Francavilla, per poi fermare sull'1-1 il Taranto. A distanza di 16 giorni dallo sfortunato esordio casalingo contro il Crotone, il Catania, che deve recuperare la gara con il Brindisi, sa che non può concedersi passi falsi per la classifica, per il morale e per i tifosi. Per gli uomini di Tabbiani inizia un vero e proprio tour de force dove bisognerà dosare le energie per affrontare il Picerno oggi, il Monopoli in trasferta giovedì, il Foggia domenica prossima e il Messina in Coppa Italia, in un turno ad eliminazione diretta che stuzzica la fantasia dei tifosi. Ma il presente si chiama Picerno, che arriva in Sicilia con 4 punti in classifica e con il vantaggio di essere un gruppo compatto che ha cambiato poco in sede di calciomercato e che può contare su automatismi ben delineati. Discorso opposto per il Catania, che dopo aver salutato e ringraziato Ferraro è ripartito da Tabbiani. Affronteremo una squadra che gioca bene, con un allenatore che stimo molto e che sono contento di rivedere, perché ci siamo affrontati tante volte e volentieri lo rincontrerò. È una squadra che già nel finale dell'anno scorso ha fatto un bel percorso, ha mantenuto parecchie ossature, quindi sono molto organizzati. Noi da parte nostra dobbiamo pensare a fare la stessa prestazione di venerdì con un risultato diverso. Sul fronte formazione auto lo squalificato Lorenzini alle prese con la terza delle 4 giornate di squalifica e gli infortunati Rapisarda, Dubiscas e Popovic. In difesa possibile l'inserimento di Quaglini, mentre Buà, ex Roma e Regina, potrebbe ritagliarsi uno scampolo a gara in corso. In attacco Di Carmine scalpita e si candida per una maglia. Al Massimino dirige Michele Del Rio di Reggio Emilia. Calcio d'inizio alle ore 20:45. Altra vittoria per il Palermo, che è secondo in classifica. Mancuso ha segnato al 92esimo e ha regalato 3 punti ai rosanero contro l'Ascoli. Marco Gullà. La vittoria è arrivata sul filo di lana. La zampata di Mancuso ha mandato in estasi il Palermo, che ha sbancato Ascoli ed è adesso secondo in classifica con una partita in meno. Una prestazione e una vittoria da grande squadra che dà continuità al percorso iniziato a fine agosto, ma con una sostanziale differenza rispetto alla precedente stagione: saper vincere quel tipo di partite che sembrano chiuse. Il Palermo adesso è maturo, consapevole dei propri mezzi, e quando Corini non riusciva a trovare la chiave per aprire la porta dei bianconeri ha fatto 3 cambi a metà ripresa, inserendo proprio Mancuso, che ha poi segnato il gol vittoria. E poi c'è la difesa, imbattuta da 2 partite, punto di forza di questo Palermo. Da tanti anni fa la Serie B, è un allenatore bravo, dei giocatori di qualità. Abbiamo fatto una buona partita, i primi 10 minuti ci aspettavamo un inizio arrembante, poi per me abbiamo messo la palla a terra, abbiamo cominciato a giocare, abbiamo condotto il gioco, anche l'Ascoli faceva le proprie cose, ho visto 2 squadre che hanno cercato di superarsi. Io penso che in termini di occasioni siamo stati più pericolosi dell'Ascoli. Primo gol in rosanero per Mancuso, abile a sfruttare la spizzata di Ceccaroni. Sono entrato dopo per cercare appunto di dare un po' di vivacità all'attacco e poi niente, è andata direi alla grande nel finale col gol decisivo. Palermo che tornerà in campo venerdì sera al Barbera, arriverà il Cosenza. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona domenica.